Il fatto di cronaca ha inevitabilmente suscitato la curiosità dei cittadini che per tutta la giornata hanno assistito alle operazioni di vigili del fuoco, chi armato di binocolo, chi di cellulare per scattare una foto. Un fatto raro, un incendio di così grandi proporzioni in città, probabilmente dovuto ad un evento accidentale. Ora è però anche il momento di valutare l'entità dei danni. Una prima stima si è attestata attorno al €1.000.000, ma la cifra è destinata a lievitare. Un duro colpo per la famiglia Antonello, titolare del residence da molti anni e molto conosciuta in città. Io mi auguro che, conoscendo la famiglia che è presente da decenni in Castelfranco e questa attività è la loro vita, per loro ci siano le adeguate coperture assicurative e possano ripartire immediatamente, anche perché queste attività non possono permettersi pause. Ci vorranno giorni prima che venga smassato tutto il materiale distrutto, una sfortuna che le fiamme si siano propagate dal sottotetto. Il problema è il tetto. Appena avranno verificato in che modo è compromesso, sapremo di preciso tempistica e modalità per il ripristino, ma sono sicuro, ripeto, che ci metteranno l'anima e corpo per ricominciare la loro vita. Per poco la stessa sorte non è toccata a Franco Antonello, il nipote del titolare dell'hotel a Roma e proprietario del vicino residence Antonello. Per poco anche il vostro residence non è stato intaccato dall'incendio. Sì, ci è arrivato molto vicino, solo che sono riusciti i pompieri a fermare il fuoco. Nell'hotel invece da fuori si vede pochissimo, ma dentro è 100% andato. Cioè adesso l'acqua sta facendo il resto perché sono più di 8 ore che stanno spruzzando acqua di continuo. Impossibile stabilire quando l'hotel potrà riaprire i battenti e c'è chi, aspettando i figli in arrivo dall'estero, questa mattina si è risvegliato con una brutta sorpresa. Aveva prenotato per venerdì che doveva arrivare dall'Olanda e questa mattina alle 8 mi ha comunicato dell'incendio di questo albergo che è storico, l'albergo Roma, e mi dispiace moltissimo per i titolari che li conoscevo bene.